Quella che stai per ascoltare non è un'usuale meditazione, né una pratica New Age. È una pratica antica e essenziale, che affonda le sue radici nelle sacre scritture, dove veniva utilizzata per riconoscere e accrescere uno stato naturale della coscienza. Questa è una pratica semplice, ma richiede una cosa sola: rimanere nel presente. La pratica durerà 5 minuti ed è strutturata in 5 fasi, ognuna della durata di 1 minuto. Durante la pratica è normale che la mente si distragga e non sarà un errore. Ogni volta che te ne accorgi, torna semplicemente all'ancora della fase in cui ti trovi. Ti consiglio di praticarla una volta al giorno, o anche 2, al mattino, appena ti svegli, e alla sera, prima di andare a dormire. Durante tutta la pratica puoi mantenere l'indice e il pollice a contatto come semplice riferimento fisico per l'attenzione. Mi chiamo Alessio Veneziano e questa pratica è una delle pratiche fondamentali del mio lavoro, perché insegna qualcosa di essenziale al corpo. La guarigione non si aspetta, ma si crea. Adesso assumi una posizione seduta comoda. Porta ora una mano sul petto, in corrispondenza del cuore. Porta l'attenzione al battito del cuore. Senti il battito attraverso il contatto del palmo della mano. Se la mente si distrae, se va altrove, ritorna semplicemente al battito, usando il contatto della tua mano come guida. Ora amplia l'attenzione, includendo insieme al battito del cuore il tuo respiro. Non c'è nulla da modificare, battito e respiro accadono da soli. Nota come l'aria entra ed esce dalle tue narici. Se la mente si allontana, ritorna semplicemente a entrambe le ancore insieme, battito e respiro. Ora entri nella fase del testimone, sei cosciente del respiro e del battito, ma in questo momento non ti identifichi con essi. Puoi constatare interiormente che tu non sei la tua mente, che tu non sei il tuo corpo. Puoi ripeterlo dentro di te fino alla prossima fase. Rimani in osservazione del battito e del respiro. Io non sono la mia mente, io non sono il mio corpo. Ora da questo stato invoca la coscienza unica dell'universo di manifestarsi in te.
puoi affermare interiormente questa frase: mi unisco ora alla sorgente, riconosco la mia unità con essa. Non c'è nulla da immaginare, nulla da forzare. Rimani presente in questo silenzio, nel tuo respiro, nel tuo battito. Ora con calma e autorità interiore chiedi che ogni disequilibrio, ogni emozione negativa repressa venga riconosciuta e risolta. Lascia che questo processo avvenga dalla testa ai piedi, attraversando tutto il tuo corpo. Non c'è nulla che devi fare. Chiedi semplicemente e permetti. Quando vuoi, puoi riaprire gli occhi e tornare alle tue attività, portando con te questo stato di centratura e unità. Torna a questa pratica ogni giorno.